Cioè, Esattamente come nessuno si fiderà più di qualcuno che sottoscrive un contratto e poi non lo rispetta, io penso che allo stesso modo i cittadini debbano diffidare di partiti che non mantengono la parola data. La coerenza è il sale della democrazia. Se viene meno quello, guardi che la gente può anche non votare. Se non c'è questo, e non c'è più la democrazia. Se dovessimo arrivarci al governo, io non voglio tradire. Voglio fare esattamente quello che ho promesso alla gente, allora l'ho messo nero su bianco, perché loro avessero uno strumento. Se la bolletta aumenta, aumentano anche gli introiti per lo Stato, perché lo Stato ci guadagna l'IVA. Allora, prima regola, lo Stato non ci può guadagnare in questo disastro, per cui mi devi tagliare tutti gli oneri della parte eccedente, cioè della parte dell'aumento. Su tutto l'aumento lo Stato non si prende né le accise né l'IVA. Prima regola, l'Italia è in bolletta.